una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati anche oggi, una lunga edizione straordinaria in diretta per darvi tutti gli aggiornamenti su questa emergenza coronavirus, ma lo cominciamo come sempre mostrandovi la tabella aggiornata alle 8 di questa mattina, divulgata dall'azienda Zero. E allora vediamo subito nello specifico questo più 181 che sono i nuovi casi positivi che si sono registrati questa mattina alle 8 rispetto alle 5 di ieri sera, per un totale di 11.588 persone risultate positive al tampone. Nello specifico di questi casi attualmente positivi sono 9.943 che sono deceduti in ospedali, in strutture ospedaliere e in strutture extra ospedaliere sono 662, mentre i negativizzati al Covid-19 sono 983. Per quanto riguarda i soggetti in isolamento domiciliare, il dato è relativo alle 20 di ieri, domenica 5 aprile, si registrano 19.595 persone che sono in isolamento domiciliare. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda le persone che si trovano in area, ricoverate in area non critica, abbiamo un più 17, quindi 1.602 le persone che sono ricoverate in ospedale in area non critica. Più un meno 5, quindi un dato positivo questo, meno 5 le persone che si trovano in terapia intensiva, arrivando quindi a 322, quindi nella notte 5 persone sono uscite dalla terapia intensiva. 1.191 sono le persone che sono state dimesse e si registra invece un dato sempre increscioso, che su questo più 10 le persone che sono decedute nella notte, arrivando quindi a quota 609 i decessi dal 21 febbraio ad oggi, vogliamo ricordarlo con questo più 10. Il dato che è emerso alle 8 di questa mattina rispetto, lo ricordiamo ancora una volta, alle 17 di ieri. E intanto, parlando proprio di emergenza coronavirus e di tutte le misure da prendere per cercare di limitare il contagio, è intervenuto proprio il presidente Zaia, che ha illustrato la situazione di tutti quanti i presidi, quindi mascherine, guanti e quant'altro, e poi è tornato sulla questione, sull'argomento della riapertura o meno dei mercati. Ma sentiamo. Una ragazzina di 11 anni ha avuto il trapianto di rene, quindi trapianto di rene vuol dire che la macchina dei trapianti continua a esistere nonostante il coronavirus. Una bella notizia nei giorni dell'emergenza: il trapianto riuscito con successo all'ospedale di Padova su una bambina di origini moldave di 11 anni. A darne notizia nel consueto punto stampa il governatore Zaia, che poi torna sulla vicenda di quel papà che ieri era intervenuto durante la conferenza stampa raccontando che la figlia dal 21 marzo è in attesa dell'esito del tampone. La regione ha ricevuto dall'USE, che si è occupata dell'analisi, la cartella della ragazza. Confermo che il tampone è stato fatto il 24. Conferma? Quindi si è sbagliato lei. Conferma che si è sbagliato. No, ma non c'è nessun problema. Però siccome l'US quindi era il 24, non il 21, è stato refertato ieri, che è negativa. Il presidente ha poi voluto fare il punto sui dispositivi: 150 i respiratori invasivi e 30 per le terapie subintensive inviate dal Consip, un'altra cinquantina in arrivo dalle donazioni. La regione ha poi dato mandato ad Azienda Zero di costruire un magazzino da 6 mesi. Il Veneto ha acquistato 24.700.000 mascherine, di cui oltre 13 milioni chirurgiche, oltre 7 milioni FFP2 e oltre 3 milioni FFP3. Ogni giorno oltre 235.000 mascherine vengono distribuite alle ULSS venete. L'appello che faccio è che si modifichi la norma affinché i cittadini riescano a comprarsi i dispositivi a prezzi accessibili, perché è inutile che se vendiamo un pacco di mascherine a peso d'oro è inevitabile che nessuno se le compri. Intanto i dati attuali dicono che siamo indietro di 10 giorni rispetto al modello matematico. Stiamo galoppando nella giusta direzione, sottolinea Zaia, che puntualizza però che il picco non è ancora raggiunto. Noi abbiamo passato un picco sicuramente, però non vi so dire se ne avremo un altro. E questo dipende tanto dai veneti. Se vogliamo uscire di casa dobbiamo stare in casa. Ecco, questo potrebbe essere lo slogan. Mettiamo in fila un po' di bollettini, abbiamo visto che abbiamo già 4 bollettini positivi, cerchiamo di chiuderne una 7-10 bollettini e sicuramente i nostri statistici ci dicono che ci sia una direzione. Lievemente allentata dunque la pressione sugli ospedali, che in questi giorni sono stati in grado di accogliere 12 pazienti dalla Lombardia. Intanto pronto un nuovo documento per chiarire l'accesso ai supermercati di anziani accompagnati o madri con figli piccoli. Una circolare
che dice proprio questo, cioè la mamma che ha il bimbo che deve accudire, che deve andare a fare la spesa, non può lasciare a casa il bimbo da solo, se lo porterà a fare la spesa, mi sembra buon senso. Il presidente è tornato anche sul tema riaperture, ribadendo che dovranno essere avvalorate dalla comunità scientifica, auspicando un nuovo DPCM prima del 13 aprile. Zaia ha spiegato che con il governo si è deciso per una cabina di regia che faciliti la collaborazione. La cabina di regia è stata decisa per decidere le misure in velocità, in modo tale che ci sia una raccolta da parte delle regioni, da parte dei comuni, eccetera, sintesi, all'ultimo minuto riesce a governarla con difficoltà la partita. Poi considerate che i cittadini prima del 13 debbono sapere esattamente cosa accadrà. Spazio poi per un botta e risposta a distanza tra il sottosegretario agli interni Variati e Zaia. Variati, a proposito della situazione delle case di riposo, aveva detto: per me è un dolore, una profonda, amara sconfitta che anche nel nostro Veneto si stia verificando una vera e propria ecatombe. Per settimane gli appelli dei rappresentanti del mondo delle RSA, così come le denunce dei sindacati, sono stati inascoltati e questo, ha concluso Variati, non lo possiamo accettare. Pronta la replica del governatore. Uno degli esponenti del governo, che è sottosegretario agli interni, dice che sono stati inascoltati gli appelli, eccetera, io andrei subito a denunciare la regione. E la regione poi andrà a difendersi e portare le carte. Cioè, noi istituzioni abbiamo un obbligo, le cose non dobbiamo dirle, dobbiamo farle. Questo governatore Zaia, tra l'altro voglio ricordarle alle 12:30 l'appuntamento quotidiano con il punto stampa nella sede regionale della Protezione Civile, assieme appunto al governatore Zaia come sempre ci saranno i due assessori Lanzarin e Bottaccini. Invece noi siamo riusciti a collegarci via Skype con la sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin. Buongiorno, buongiorno sindaca Rampin, buongiorno e benvenuta, ben ritrovata nei nostri studi. Grazie, buongiorno. Allora, la situazione a Pieve del Grappa ad oggi com'è? La situazione fortunatamente dal punto di vista di soggetti positivi è tranquilla e tutto sommato i cittadini si stanno comportando bene, c'è il rispetto delle regole, ci siamo riusciti a distribuire mascherine a tutti quanti, adesso le abbiamo anche nei vari punti vendita aperti in disponibilità appunto gratuitamente ai cittadini perché ne continuano ad arrivare fortunatamente, per cui direi che la situazione è tranquilla. Ci sono dei bei gesti di solidarietà da parte di tanti cittadini, da parte di tante imprese che ci tengo a ringraziare perché davvero scaldano il cuore e ci aiutano in questi momenti difficili. Controlli che continuano ovviamente anche nel vostro territorio, controlli da parte delle forze dell'ordine. Sì, noi abbiamo sia le pattuglie dei vigili che dei carabinieri, ma anche fortunatamente il supporto della protezione civile per tutto quello che riguarda l'ambiente più bucolico, per cui tutti i sentieri, le strade silvopastorali che vengono anche quelle monitorate. Ecco, uno dei temi caldi di questi giorni è proprio quello legato all'apertura dei mercati settimanali. Sappiamo benissimo che soprattutto Crespano è famosa nel territorio per il mercato della domenica e adesso? No, noi abbiamo da subito sospeso il mercato proprio perché anche solo mantenendo le bancarelle di generi alimentari sono tante, perché il nostro mercato è di 130 banchi, per cui è un mercato importante e anche andando a fare solo le bancarelle di alimentari sarebbero comunque numeri importanti e che creerebbero l'occasione alle persone di poter uscire, per cui noi abbiamo sospeso il pagamento della TOSAP chiaramente per tutti i commercianti e appunto sospeso il mercato in attesa di nuove indicazioni. Per il momento no. Anche perché era frequentatissimo. Sì, infatti, ma la domenica è bene stare a casa, sono chiusi i negozi di alimentari, per cui stiamo tutti a casa. Stiamo tutti a casa. Ne va della nostra salute. Certo, assolutamente. Per quanto riguarda, si diceva anche questo bonus spesa che è arrivato un po' in tutti i comuni, è arrivato anche da voi senz'altro. Voi come state gestendo, come lo state gestendo e soprattutto se si può fare una stima delle famiglie che hanno bisogno di questo aiuto, di questo contributo? Allora, noi siamo riusciti, grazie, e qui ringrazio i miei dipendenti che sono stati straordinari, ad aprire le domande fin da mercoledì e giovedì, per cui noi avevamo fatto la distribuzione delle ultime mascherine, quelle donate dalla regione, e assieme alle mascherine abbiamo consegnato il bando in modo che tutte le famiglie sono state informate direttamente a casa. Abbiamo già ricevuto oltre un centinaio di richieste. La cosa, stiamo già liquidando appunto i buoni spesa assegnati e la cosa interessante, per modo di dire, è il fatto che è completamente cambiata la platea delle persone che fanno la richiesta. Oggi ci troviamo di fronte a commercianti che hanno magari l'attività chiusa da un mese, famiglie che magari con il doppio stipendio riuscivano comunque a gestire la quotidianità
però non erano in grado magari di mettersi un gruzzoletto da parte in conto corrente. Nel momento in cui manca un'entrata di questo tipo è chiaro che la famiglia va in difficoltà, per cui c'è tutta una platea nuova, contrariamente al passato, che stiamo aiutando e che ci fa anche piacere, perché significa che davvero oggi è una misura importante di cui i cittadini hanno bisogno. Noi abbiamo preso 44.740 euro, per cui abbiamo la possibilità di aiutare tante persone. Si può capire come lo gestite, ecco, cos'è un buono fisso per le famiglie? No, chiaramente ci sono degli scaglioni a seconda del numero degli abitanti, dei componenti della famiglia, a seconda di quanto uno può avere magari in conto corrente e a seconda anche di che tipo di situazione, per cui se uno è in attesa della cassa integrazione piuttosto che ha perso uno stipendio ma l'altro resta, per cui ci sono tutta una serie di variabili che andiamo ad incrociare in modo da dare un sostegno a tutti quanti. Comunque ecco, siete voi come comune che vi attivate per identificare poi anche le persone che ne hanno concretamente bisogno. Sì, esatto, a fronte noi abbiamo chiesto della documentazione, chiaramente chi ha l'ISEE sicuramente, però come dicevo prima la platea è completamente diversa, per cui ci sono artigiani, commercianti che prima non avevano l'ISEE e farglielo fare per questa occasione diventava una lungaggine e il rischio di farli anche uscire da casa. Invece con la dichiarazione di quanto hanno in conto corrente il 29 e un'autocertificazione, 29 marzo, e un'autocertificazione dove si assumono la responsabilità di quello che dichiarano, chiaramente poi ci saranno i controlli e le verifiche successive. Oggi siamo per dare la risposta immediata e poi eventualmente andare a verificare, a castigare chi dovesse aver fatto. Comunque ecco, voi agite subito ad aiutare le persone senza pensarci due volte, subito l'aiuto e poi se si vede che le cose non corrispondono, poi si vedrà. Esatto. Bene. Allora io ringrazio davvero la sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, grazie per essere stata nei nostri studi virtualmente, nei nostri studi, ospite dei nostri studi, e buon lavoro davvero, perché anche voi sindaci avete un gran lavoro in questo periodo soprattutto, quindi buon lavoro, grazie. Grazie anche a voi e buon lavoro anche a voi. Arrivederci. Arrivederci. Bene, quindi avete sentito a Pieve del Grappa l'amministrazione comunale subito si è mossa per venire incontro alle esigenze delle persone in difficoltà. Il dato che appunto ha fatto emergere la sindaca Rampin è come è cambiata la platea delle persone che si rivolgono perché hanno bisogno proprio di servizi sociali, in questo caso per avere questo bonus spesa, famiglie che si trovano improvvisamente senza il tradizionale stipendio, il tradizionale quindi reddito mensile, e si trovano davvero in difficoltà. Quindi insomma sono tanti punti, tanti tasselli che vengono inseriti passo dopo passo in questa emergenza coronavirus. E c'è una notizia di cronaca, un servizio che riguarda la morte di una bimba che è sfuggita al controllo dei genitori ed è finita in un canale. Pochi attimi maledetti e la bimba di nemmeno 2 anni è riuscita a raggiungere l'argine lungo il canale Brentella, è scivolata ed è scomparsa in acqua. La corrente l'ha poi trascinata per 300 metri. Ad accorgersi del corpicino, un vicino di casa che si è gettato nel canale, ha preso la piccola e l'ha portata a riva. Ha subito lanciato l'allarme, sul posto è giunto l'eli soccorso e un'ambulanza, ma per la bambina non c'era più nulla da fare, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La piccola è morta annegata. Un giallo drammatico sul quale si dovrà far luce. Le indagini sono al vaglio dei carabinieri. Secondo le prime testimonianze, la bimba stava giocando fuori in giardino con dei giochi assieme alla sorellina. All'esterno sembra ci fossero anche i genitori ed un parente. Poi la tragedia, molte domande senza risposta. Come ha fatto la piccola a spostarsi senza essere vista dalla mamma e dal papà? I militari dell'Arma stanno eseguendo gli accertamenti anche sui tempi del tragico incidente. I genitori non si sarebbero accorti subito della scomparsa della figlia. È stato il residente della casa di fronte ad accorgersi di quanto stava accadendo ed urlare, richiamando così l'attenzione di un altro vicino che si è gettato in acqua e ha recuperato la bambina. Il corpicino è stato portato all'obitorio dell'ospedale di Montebelluna. La magistratura ha disposto l'esame autoptico. I genitori sono di origine macedone, la piccola era nata a Montebelluna. L'abitazione si trova in via Giovanni Fantini a Ciano, una frazione di Crocetta del Montello. Il giardino dell'abitazione della famiglia è recintato in 3/4. La rete manca proprio in prossimità del canale. La procura ha aperto un fascicolo. C'è una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo.
eccoci in diretta, Focus TG, edizione straordinaria. Collegato via Skype il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. La situazione, chiediamo anche lei, la situazione a Valbrenta com'è oggi? Beh, la situazione in questo momento, con tutte le precauzioni del caso, non è male, nel senso che noi veniamo da circa 10 giorni senza contagi, abbiamo 6 persone, 5 sono quasi clinicamente guarite, e abbiamo una persona che ci preoccupa, un ragazzo di San Nazario, le cui condizioni diciamo sono un po' particolari e vanno monitorate. E quindi diciamo in questa fase stiamo facendo in modo che i cittadini rispettino le norme, perché questa è una fase estremamente delicata, un po' il bel tempo, un po' la sensazione che le cose stiano migliorando può indurre molti a pensare che sia una vittoria già ottenuta, e questo un po' ci spaventa, e invece dal punto di vista dei dati diciamo che siamo in un momento in cui siamo soddisfatti. Per quanto riguarda, avete anche una casa di riposo voi nel vostro comune, ecco, all'interno della casa di riposo della struttura com'è la situazione? Beh, diciamo che qui incrociamo le dita 3 volte, nel senso che ad oggi non è successo nulla. Noi abbiamo già dalla domenica successiva alla prima ordinanza abbiamo chiuso a tutti, quindi diciamo che non è più entrato nessuno salvo che i dipendenti da quella data. Ci sono state delle ipotesi, avendo avuto la guardia medica lì, diciamo che il virus ha un po' sfiorato, per le nostre informazioni, la casa di riposo, ma diciamo non c'è stato nessun caso ad oggi, e questo diciamo ci rende felici. Adesso stiamo ragionando un po' per incrementare, vista la situazione, gli elementi diciamo di controllo e anche le misure di prevenzione. Stavamo ragionando insieme alla direzione se donare un termoscanner in modo di verificare anche che tutti gli operatori nel momento in cui entrano siano diciamo in condizioni ottimali. Ovviamente stiamo aspettando anche noi i tamponi, perché a quel punto diciamo possiamo avere la certezza, avere un momento di nuovo zero in cui sappiamo che nessuno è contagiato, per poi ripartire con quelle che sono le misure che vogliamo adottare. Senta, per quanto riguarda il bonus spesa, abbiamo sentito la sua collega di Pieve del Grappa, la sindaca Rampin, che ci ha spiegato come sia cambiata nel suo comune la platea di persone che si approccia a richiedere appunto questi buoni spesa, questi contributi che diventano indispensabili, e quindi si arriva oggi a vedere dei commercianti che non lavorano da più di un mese, mentre prima non sarebbe mai verificata una situazione del genere, o persone che hanno magari entrambi, marito e moglie, si trovano senza il lavoro perché l'azienda ha chiuso. Da voi com'è la situazione invece? Beh, da noi sta giungendo un numero di domande importanti, anche da noi diciamo si sta intercettando una platea diversa, ma questo ci rende, cioè da un certo punto ovviamente dispiace, ma oggettivamente si sapeva che era così, cioè dal punto di vista della misura siamo contenti, perché noi temevamo anche che ci fosse una specie di vergogna, no? Perché questo tipo di misure spesso sono destinate ai cosiddetti casi sociali, e quindi abbiamo tanti amici, tante persone conoscenti, perché nelle comunità piccole che mai avremmo pensato che potessero fare una domanda così, quindi ci preoccupava che ci fosse l'effetto vergogna. Abbiamo cercato di trasmettere il messaggio che questa è proprio una guerra, quindi nessuno si deve vergognare, perché può capitare a me come a un'altra persona, e da questo punto di vista la risposta è stata positiva. Poi noi diciamo su 31 mila euro che ci ha dato il governo, ne abbiamo destinati la settimana scorsa altri 14 nostri, però questi vorremmo destinarli proprio ai commercianti. Stiamo ragionando su alcune misure, perché c'è da un lato la necessità di dare un sostegno concreto, e poi dall'altro la crisi è così importante che credo che non è che 14.000 euro in un comune di 5.000 abitanti cambino radicalmente la situazione, però possono dare un aiuto, e poi anche dal punto di vista morale diciamo della trasmissione di una positività e di un'amministrazione vicina, credo che quello sia importante. Quindi in questa settimana prima ci siamo occupati di chi non mangiava, adesso vorremmo cominciare a occuparci
delle persone dell'economia, e quindi cercare di dare un impulso anche noi. Quindi siete voi proprio come amministrazione, come comune, che vi avvicinate alle persone che si trovano in difficoltà, le identificate e poi vi approcciate a loro. Sì, il ragionamento era ovviamente partendo da chi ha chiuso, quindi Certo. bar, ristoranti, ma anche estetiste, parrucchiere, cioè tutta quella categoria di soggetti che sono rimasti chiusi. Noi vorremmo dare un segnale di vicinanza, ovviamente con un contributo economico. Ovviamente i soldi non ci sono per tutti, quindi la difficoltà di questi giorni è di trovare dei criteri che siano da un lato giusti, dall'altro che vadano a toccare le persone che hanno una reale esigenza, e quindi stiamo definendo questi passaggi, confidando che entro la fine della settimana di partire con questo nuovo bando per le categorie economiche, diciamo quelle che ho citato. Sì, comunque ecco, vi state muovendo molto velocemente, ecco, per cercare di venire in aiuto concretamente nel più breve tempo possibile, insomma, alle persone. Un'ultima battuta, i suoi cittadini si stanno comportando bene, stanno rispettando le direttive, a cominciare proprio da quello state a casa? Sì, si stanno comportando bene. Credo anche che noi, diciamo, siamo una realtà tra virgolette rurale, quindi le possibilità di svago all'interno delle prescrizioni date ci sono, nel senso che ovviamente credo sia molto più difficile per uno che abita in un appartamento in Certo. città piuttosto che fare questo tipo di sacrifici in un'area rurale come questa. Adesso però, come dicevo prima, la preoccupazione è il bel tempo e la sensazione che l'abbiamo scampata, perché quello sarebbe l'errore più grave. Quindi io, diciamo, mi sento tra i miei compiti quelli di un lato nel dover rassicurare la gente, quindi che non ci siano tensioni, perché comunque le restrizioni pesano sulla vita di tutti noi. Dall'altro però capire anche che con intelligenza, rispettando le regole, c'è ancora un sacrificio da fare, quindi diciamo se noi sapremo bilanciare bene questi interessi, credo che riusciremo a resistere ancora un po' nel lungo periodo e ragionare affinché, diciamo, la valle non subisca ancora degli episodi di contagio. Benissimo, allora ringrazio davvero Luca Ferrazzoli, sindaco di Valbrenta, grazie per essere stato con noi e buon lavoro anche a lei, perché anche il vostro lavoro insomma è molto impegnativo in questo periodo, usando un eufemismo. Decisamente, grazie sindaco. E abbiamo parlato con il sindaco Ferrazzoli delle case di riposo, allora andiamo a vedere la situazione di una casa di riposo che si trova nel Trevigiano. Dal 6 marzo la casa di riposo Tomitano e Boccassina Motta di Livenza è blindata. Nessuno entra se non il personale autorizzato per salvaguardare gli ospiti. 143 anziani che stanno tutti bene, nessun contagio fra loro. Un'ottima notizia, visto che in questo momento ad essere maggiormente in difficoltà sono proprio le case di riposo. 2 ospiti per motivi di salute, ha spiegato il direttore Giovanni Salemi, sono stati portati in ospedale, ma al loro rientro in struttura il tampone era negativo. Sul fronte del personale solo 3 operatori sono andati in quarantena per essere venuti a contatto all'esterno della casa di riposo con dei positivi, ma anche in questo caso tutto si è risolto. È stato inoltre organizzato un piano di emergenza qualora venisse un contagio. Abbiamo trovato anche, noi siamo beneficiari di un corso per operatori sociosanitari all'interno della casa, abbiamo fatto addirittura una richiesta estesa a tutti gli operatori sociosanitari che qualora fossimo in difficoltà col personale, perché la cosa può accadere ai noi, no? Se loro fossero stati disponibili. Su 27 iscritti, in 16 hanno dato l'adesione. Un senso di responsabilità davvero importante in questo momento di emergenza, ma questo non è tutto. All'interno della struttura è rimasto uno psicologo, gli altri lavorano in smart working. Da casa ricevono i filmati delle clip proprio fatte dagli operatori, quelli che mi ha parlato prima, dagli infermieri, dagli operatori sociosanitari, gli giungono quindi filmati come li facciamo noi, WhatsApp, e li trasferiscono a tutti i familiari di un nucleo familiare dell'anziano di riferimento. Viceversa chiediamo ai familiari a domicilio di mandare loro delle clip, no? In modo tale che anche di ritorno gli ospiti della casa possano ricevere appunto dei messaggi da casa. Videoclip e videochiamate per rendere le giornate più tranquille agli ospiti e anche ai familiari. Il clima, come vedete da questo video, è sereno e anche allegro. Il comitato membri del comitato familiari, cioè 3 membri del comitato familiari, bardati di tutto punto, quindi con ogni dispositivo di protezione individuale, li abbiamo fatti accedere perché c'è una preoccupazione da parte dei familiari a casa, vedendo i numeri che girano sul contagio delle persone anziane in casa di riposo.
Sono sedute all'interno della casa e gli anziani, vedendo questi familiari tutti bardati, ha paura di trattare il virus, ti fiolde chi sei tu, no, perché non riuscivano a riconoscerli. Ecco, quindi il clima mi pare di umore estremamente positivo. Insomma, una buona notizia che arriva da questa struttura che ospita appunto gli anziani. Da Padova abbiamo in collegamento Skype il nostro Federico Fusetti. Federico, buongiorno. Ci senti? Vediamo se c'è qualche problema. Sì, sono... Ci senti? Io vi sento, in effetti il collegamento non mi pare... Proviamo a richiamarti. Mettiamo giù e proviamo a richiamarti, ecco, vediamo se riusciamo magari tra qualche istante a sentire ancora in collegamento Federico Fusetti, che tra l'altro proprio oggi è stato in centro a Padova, dove è riaperto il mercato, il sottosalone, e quindi assieme a lui ci spiegherà, capiremo come sta funzionando con tutte le restrizioni che ci sono e l'aiuto della protezione civile. Invece andiamo a Venezia, perché c'è la proposta di un imprenditore veneziano d'adozione che ha offerto alla regione la disponibilità a titolo gratuito di un ex convento, dando così la possibilità a chi esce dalla positività del Covid-19, quindi esce dagli ospedali, di essere ricoverato, di essere portato in questa struttura, quindi donata a titolo gratuito, 55 posti letto, ma sentiamo nel dettaglio. L'ex casa delle suore Elisabettine a Città Giardino Lido di Venezia a disposizione per dare un alloggio ai pazienti coronavirus non più acuti che hanno bisogno di un periodo di convalescenza prima di tornare alla vita normale. La proposta di disponibilità a titolo gratuito è stata messa nero su bianco dall'imprenditore Antonio De Martino, delegato della società ADM Group, titolare dell'edificio. La struttura è in ottime condizioni. È composta da 32 camere con bagno interno, semi-arredata, per un totale di 55 posti letto e con piccoli accorgimenti può essere attiva e resa funzionante. Una proposta che raccoglie anche l'idea lanciata dall'assessore veneto al turismo Federico Caner e che segue quanto ha messo in atto con alcuni alberghi anche la regione Lombardia. Il mio grande senso di responsabilità e solidarietà mi suggerisce di contribuire e cooperare per quanto posso. Creare un'altra struttura sanitaria per affrontare l'emergenza del coronavirus sarebbe di supporto alle strutture sanitarie e darebbe maggiore sicurezza e tranquillità ai cittadini. De Martino ha così scritto all'assessore regionale alla sanità Lanzarin, al prefetto di Venezia Zappalorto e al direttore generale dell'URSS 3 Serenissima Darben. Spiega i motivi di questa scelta che potrebbe aprire una strada importante della solidarietà anche di altri imprenditori. Fare sinergia per affrontare i disagi ed essere solidali con le istituzioni e i poli sanitari in questo momento drammatico. Credo che ciascuno in questa situazione debba mettere a disposizione delle collettività ciò che ha. Per quanto poco tanto non si può essere passivi, ma bisogna reagire nel modo più costruttivo possibile. Io ho messo a disposizione il mio immobile a titolo gratuito per il periodo necessario affinché ne facciano l'uso che ritengano più opportuno insieme alla comunità e particolarmente per quelle del Lido che tanto mi sta a cuore. Abbiamo sentito una gran bella iniziativa, questa persona che decide di mettere a disposizione della comunità questo suo immobile. Federico Fusetti, siamo riusciti a collegarci. Ci senti? Eccoci, buongiorno, ciao a te, ciao a tutti. Ciao Federico, allora si parlava dei mercati e ieri ne avevamo accennato perché avevamo fatto nei nostri collegamenti anche, avevamo contattato anche l'assessore competente di Padova e oggi sei andato al mercato in pieno centro, nel sottosalone, e come funziona? Sì, allora a Padova, come insomma, abbiamo detto in questi giorni, c'era stato lo stop, cioè il comune aveva deciso che non c'erano le condizioni per tenere aperti i mercati alla luce della nuova ordinanza regionale, quella un po' più restrittiva, ecco, diciamo, rispetto al solito. Quindi, a differenza di Vicenza e di altri centri, Padova aveva chiuso il mercato sabato e l'ha riaperto questa mattina. Sono andato abbastanza presto, insomma, intorno alle 9:15, 9:30 e in effetti alle 6:30 questa mattina hanno iniziato i lavori di... No, non sono andato io alle 6:30, ma alle 6:30... No, perché mi ero preoccupato, ho detto alle 6:30. No. Alle 6:30 era ancora chiuso il mercato, ma avevano iniziato i lavori per transennare con appunto transenne metalliche e del nastro bianco e rosso tutta la zona del mercato di Piazza delle Erbe, che è quello più storico, insomma, sì, di Padova.
già c'è un numero limitato di banchi rispetto a prima, quindi distanziati uno dall'altro. La novità è che adesso, per chi conosce un po' Piazza delle Erbe, c'è quella fontana, diciamo, in un angolo della piazza, ecco, da lì c'è un percorso guidato, quindi si può entrare solo da lì, un percorso proprio guidato all'interno delle transenne, vengono distribuite mascherine e guanti per chi non li ha, e viene, diciamo, fatto avvicinare un solo cliente per ogni banco, quindi ad ogni banco c'è un cliente alla volta. Poi c'è un percorso guidato e sempre nei pressi della fontana c'è anche un unico percorso per l'uscita. Guanti e mascherine per tutti, compresi diciamo i commercianti, e la stessa cosa avviene oggi anche negli altri mercati di Padova, perché non dimentichiamo che Padova ha 15 mercati e mediamente ne sono aperti 4 o 5 al giorno. Oggi c'era anche Prato della Valle, altro mercato importantissimo, e altri mercati rionali. Quindi uno sforzo, mi hanno detto, di circa 30-40 persone che appunto hanno allestito, diciamo, queste transenne durante questa mattina presto, e poi in ognuno dei mercati io ho visto 5 o 6 persone più vigili urbani che ovviamente devono controllare sia l'assembramento, che non ci sia assembramento davanti ai banchi, sia l'entrata e l'uscita con la consegna di guanti e mascherine, ma anche, insomma, rispondere alle domande più semplici che possono fare i cittadini, chiedere appunto da dove si entra, quanto si può stare dentro, se c'è un limite, che ovviamente non c'è, e quindi anche un po' di supporto in queste prime ore ai cittadini. Ecco, io ho sentito anche qualche padovano, infatti, come la prendono? Questa sera vedremo il servizio nel TG, ma sinceramente, insomma, mi sembrano tutti un po' contenti che sia stato riaperto, ma qualcuno mi ha anche detto, ma insomma mi sembra un po' esagerata tutta questa organizzazione, ma non è esagerata, cioè nel senso che è fatto per la nostra salute, quindi non bisogna sottovalutare il fatto che indossare i guanti è importante. Un padovano mi ha detto, ma tanto cosa mi serve i guanti, io non volevo mettermeli perché tanto non tocco nulla, ma non è il fatto di non toccare nulla, insomma è proprio una precauzione igienica che fa stare più tranquillo il cittadino stesso, ecco. Quindi io vorrei sentire delle risposte diverse, ecco, un po'. Non credo che siano le risposte giuste in questo momento. Capisco che c'è voglia di non drammatizzare, questo va bene, però vabbè. Il sindaco è stato uno dei primi a fare la spesa, ha fatto proprio la sua spesa insieme ai cittadini, ha chiesto un po' come stava andando, ma insomma oggi non c'era tantissima gente. Comunque mi pare che il sistema funzioni. Stia funzionando bene. Allora io ringrazio davvero Federico Fusetti, stasera ci sarà il servizio, quindi vedremo anche proprio le persone come reagiscono, e sentiremo direttamente dalle persone come reagiscono e come hanno preso questo mercato, questa decisione di transennare il mercato. C'è una breve pausa e poi ci vediamo subito dopo. Eccoci nuovamente in studio, diamo uno sguardo alla tabella, rivediamo la tabella che è stata divulgata dall'azienda Zero alle 8 di questa mattina, così rivediamo assieme, per chi si fosse collegato proprio adesso, i numeri relativi ai nuovi casi positivi. Dalle 5 di ieri alle 8 di questa mattina abbiamo un più 181 casi positivi per un totale di 11.588. Nello specifico 9.943 sono i casi attualmente positivi, 662 le persone decedute sia in struttura ospedaliera che extra ospedaliera, 983 i negativizzati al Covid-19, quindi le persone che sono uscite dalla positività al Covid-19. I soggetti in isolamento domiciliare sono 19.595, mentre abbiamo pazienti in area non critica che sono saliti di 17 unità, quindi abbiamo un più 17 per arrivare a 1.602 in totale in area non comunque non in terapia intensiva, mentre quelli in terapia intensiva sono 322 con meno 5 persone, quindi 5 persone sono uscite dalla terapia intensiva, e questo è un dato che fa ben sperare. 1.191 le persone dimesse dal 21 febbraio ad oggi, mentre le persone che sono decedute dal 21 febbraio ad oggi sono 609, e solo in questa nottata si è registrato un più 10 persone che hanno perso la vita, dunque causa Covid-19. Ci occupiamo adesso invece della
Protezione civile che abbiamo visto, abbiamo sentito da Federico Fusetti a Padova in azione, ma è in prima linea comunque in questo periodo di emergenza. Distribuzione di mascherine e guanti, sostegno alle persone in difficoltà, controllo del territorio per sensibilizzare i cittadini a rimanere in casa. La Protezione Civile dimostra ancora una volta in queste ore la sua organizzazione e la sua efficienza nei momenti più difficili. E a Padova sono tornati anche sulle strade per ricordare alla popolazione i contenuti del decreto del governo. Continuano i messaggi alla cittadinanza con le auto della Protezione Civile e gli autoparlanti per dire alle persone di rimanere a casa. Io immagino che le belle giornate e anche i dati della riduzione del numero di contagi possano farci pensare che la situazione sia migliore, ma è necessario continuare a non abbassare la guardia. Già da oggi i volontari della Protezione Civile sono impegnati a distribuire guanti e mascherine ai clienti dei negozi sotto il Salone, in piazza, a Padova, per rispettare le regole dell'ordinanza regionale. Poi, da lunedì, faranno lo stesso quando riapriranno i mercati alimentari all'aperto. 12 auto della Protezione Civile ogni giorno sono in giro per le strade a ricordare questo, e oggi la Protezione Civile era schierata anche sulle piazze per agevolare, dare informazioni, dare mascherine, dare guanti. Il messaggio comunque è sempre lo stesso: guanti e mascherine servono per chi è costretto a uscire, ma per tutti gli altri l'unico modo per combattere il contagio è rimanere a casa. Manteniamo ancora per il tempo richiesto la guardia alzata, rimaniamo a casa, questo serve a ridurre i contagi. Abbiamo sentito anche dall'assessore Michalizzi, ma in realtà anche i sindaci che abbiamo incontrato via Skype in questa diretta, l'appello continua davvero ad essere sempre quello: restate a casa assolutamente, non fatevi abbagliare da queste giornate davvero di piena primavera, ancora un po' di fatica, un po' di sacrificio, però dobbiamo assolutamente restare a casa per cercare di limitare al massimo appunto il contagio da Covid-19. E intanto restiamo a Padova perché continuano ad arrivare tantissime donazioni da tutto il mondo, un grande esempio di solidarietà. Vediamo. Si moltiplicano in questi giorni le donazioni, soprattutto mascherine e altri dispositivi di protezione, in arrivo a Padova si può dire da tutto il mondo. Grazie alle buone relazioni economiche tra la Confapi, l'Associazione delle piccole e medie industrie, e le imprese del Sichuan, la terza provincia più popolata della Cina, è arrivato un carico di ben 50.000 mascherine, a riceverle il sindaco Sergio Giordani. Lo scorso settembre Confapi aveva guidato una delegazione di imprenditori padovani proprio nella capitale della provincia cinese, città da 16 milioni di abitanti. Medici con l'Africa QAM invece vuole donare dispositivi e attrezzature mediche per combattere il Covid-19 e ha consegnato il primo respiratore all'ospedale di Schiavonia, un segno di gratitudine nei confronti degli operatori sanitari che aiutano i malati. Intanto in Africa il QAM sta mettendo in sicurezza i 23 ospedali degli 8 paesi in cui opera, allestendo reparti di isolamento. Inoltre l'associazione Bar Cinesi di Padova ha donato alla provincia dispositivi di pulizia e igiene e mascherine per l'emergenza per un valore di 7.300 euro. Altro materiale è stato consegnato anche ai comuni di Vigonza, Rubano, Saonara e Ponte San Nicolò, materiale che sarà distribuito agli operatori impegnati in prima linea e a tutte le realtà che a livello provinciale hanno segnalato carenze di dispositivi di protezione. E parlando di solidarietà, è sempre alta quella di un gruppo di imprenditori che fanno parte dell'associazione Helios Onlus, e adesso stiamo vedendo, sono in collegamento anche nel monitor, è appena entrata l'assessora Manuela Lanzarin, adesso è entrato l'assessore Bottaccini, quindi davvero questione di istanti per l'arrivo del governatore Zaia. Ecco, aspettando Zaia volevo ricordare appunto l'impegno degli imprenditori di Helios Onlus per l'acquisto di materiale, strumentazioni da donare, da portare poi ai nostri ospedali, alle nostre strutture sanitarie. Diventa davvero un elemento importantissimo, un aiuto importantissimo. Tra l'altro state vedendo proprio sui vostri schermi, state vedendo il contatto IBAN per poter appoggiare, dare un contributo
contributo anche voi, quindi ognuno a seconda delle proprie disponibilità può fare un aiuto concreto, può aiutare concretamente i nostri medici a salvare tante vite umane. E c'era allora anche l'idea di raggiungere 1 milione di euro di contributi per poter acquistare più materiale possibile, più strumentazioni possibili per portare aiuto concreto ai medici, agli infermieri che si trovano nei nostri ospedali, e c'era anche l'idea di così donare, visto che i bar sono chiusi, questi 10 caffè, l'equivalente di 10 tazzine di caffè, è un contributo che è alla portata della maggior parte di persone e che davvero non rovina il nostro conto in banca. 10 caffè li avremmo presi in ogni caso se i bar fossero stati aperti, quindi invece di prendere il caffè li doniamo e facciamo del bene. Quindi è questo grande gesto di solidarietà che tra l'altro sta accomunando tantissime persone, una solidarietà che stiamo riscontrando in tutti i comuni, grandi, piccoli che siano, la gente che cerca di dare il proprio contributo, il proprio aiuto per sostenere soprattutto chi è in difficoltà, ed è arrivato il governatore Zaia. Allora io vi lascio alla conferenza stampa. Buongiorno. Siamo puntuali, sì. Perfetto. Grazie, buongiorno a tutti. Ben trovati, un saluto a tutti quelli che ci seguono anche in diretta. Volevo iniziare subito con un paio di dati, un attimo solo, scusate, ecco qua. Allora, intanto ormai siamo a 150.000 tamponi. Da mercoledì, vi ricordo, martedì, mercoledì, noi aumentiamo fortemente la capacità di fare tamponi, perché la macchina che abbiamo comprato, siamo gli unici in Italia ad averla, è stata definitivamente montata, è arrivata dall'Olanda e sono arrivati poi i tecnici inglesi per il montaggio e il collaudo, e quindi questa macchina ha un potenziale di 9.000 tamponi da sola al giorno. Questo ci permette di avere un target da 15.000 a 20.000 tamponi con tutto il resto delle microbiologie del Veneto. E ci permette di evadere il pregresso. Voi sapete che uno dei fattori limitanti è aver accumulato anche tamponi, ci permette di essere più rispondenti alle esigenze dei cittadini. Non è stato facile avere questa macchina, stanno arrivando tamponi, cioè la parte dei kit, stiamo diventando autonomi anche con i reagenti, stiamo testando, peraltro me l'ha detto stamattina il dottor Rigoli, anche i tamponi fatti made in Veneto. E quindi insomma tutto questo per dire cosa? Per dire che ci siamo. Allora, i dati che oggi vi do sono sicuramente quelli del fatto che abbiamo 19.595 persone in isolamento, delle quali 11.588 sono positive. Anche su questo vi do un dato: l'aumento dei positivi è direttamente proporzionale al numero di tamponi, diciamo, di magazzino che si vanno a processare. I ricoverati in questo momento sono 1924 ricoverati, che si aggiungono ai 322 di terapia intensiva, quindi siamo a 2.300, che si aggiungono ai dimessi 1.191 che comunque abbiamo curato prima, quindi 2.300 più 1.191 fa 3.500 più o meno. Queste sono le persone che sono entrate nei nostri ospedali. Lo dico a tutti quelli, scusatemi se ve lo ripeto spesso, che pensavano che questa fosse una passeggiata. Cioè noi abbiamo almeno 3.500 persone che abbiamo curato nelle malattie infettive del Veneto, nelle semi-intensive del Veneto, nelle terapie intensive del Veneto, e sono assolutamente cittadini che, se non avessero avuto questa organizzazione sanitaria che abbiamo dato, oggi magari non saremmo qui a parlare di loro, avrebbero dovuto puntare tutto sulla fortuna. E questo giustifica anche i ragionamenti fatti per l'identificazione dei Covid Center, cioè degli ospedali che abbiamo identificato come centro
di riferimento. 609 sono i morti, purtroppo. Peraltro mi è giunta prima la notizia che è morta la signora, una delle signore più vecchie che avevamo in Veneto, 107 anni, di Farra di Soligo, ha fatto il compleanno qualche mese fa, un mese fa, una roba del genere. Nati 73. Ho sentito anche il ministro Speranza stamattina, insomma, per una chiacchierata che ogni tanto si fa col ministro per sentirlo e per capire. Io spero che si possa lavorare già questa settimana, e il governo ha la mia totale piena disponibilità, ma anche immagino dei colleghi presidenti. Ho sentito anche il presidente Bonaccini questa mattina prestissimo, ovvero l'ottica di capire che comunque la nostra ordinanza, ma soprattutto il DPCM, cioè il decreto del Presidente del Consiglio, scadono alle ore 24 del giorno 13 di Pasquetta. Quindi ci sono solo due ipotesi: o costruire il provvedimento successivo, qualsiasi sia il provvedimento, di apertura, di non apertura, di quello che è, perché comunque ci vuole un provvedimento, o per revocare tutto quello che è chiuso, o per stabilire nuove regole, insomma, o lo si fa all'ultimo minuto e si rischia di fare male, oppure iniziamo a costruirlo. Abbiamo una settimana davanti, si riesce a costruire. Le regioni, anche per il tramite del nostro portavoce e il presidente della conferenza, che è Bonaccini, hanno già dato piena disponibilità a lavorare. Si parla anche di cabina di regia, insomma, sia quello che sia, l'importante si faccia. Per noi veneti questa resta la settimana definitiva, insomma, questi sono i giorni, diciamo, del trend. Avete visto, le terapie intensive sono diminuite di altre 8 unità e non stiamo abbassando la guardia, stiamo ospitando anche pazienti da fuori adesso, abbiamo iniziato un po' da qualche giorno. Siamo felici e preoccupati. Siamo felici perché i dati ci dicono che il lavoro fatto dai veneti pesa sulla statistica, pesa sui dati, e quindi ognuno di noi può dire: se ci sono stati meno morti in Veneto, lo si deve al fatto che tutti i veneti sono stati in casa, hanno rispettato le regole. Guardate che questo è un merito dei veneti. Cioè, noi abbiamo avuto sicuramente un blocco del contagio, preoccupati perché nel momento in cui si apre dovremo capire cosa accadrà per il virus. Il virus c'è, noi continuiamo a trovare positivi e il virus ci preoccupa. Avete visto anche la notizia di oggi di Johnson, si dà Johnson in terapia intensiva, ed è esattamente, vi ricordate quando quel giorno vi ho detto: vedrete che problemi avranno con l'immunità di gregge? Resta solo il Pastore con l'immunità di gregge, Gregge sparisce tutto. Lo dico perché bisogna anche apprezzare il lavoro che si fa. Se noi avessimo ascoltato tutti quelli che all'inizio non condividevano nulla, era una stragrande maggioranza, perché le prime ore noi andavamo col carro armato e qualcuno diceva: ma non c'è neanche la guerra, di cosa stanno parlando sti qua? E ricordiamoci la storia. Allora noi abbiamo fatto delle scelte, lo dico da solo, coraggiose, eroiche, controcorrente. Insomma, quando io ho proposto la quarantena per i ragazzi in età scolastica che provenivano dalle zone infette della Cina, non dalla Cina, dalle zone infette, mi sono preso da razzista. Oggi c'è qualcuno che si scandalizza se si parla di quarantena? Qual è il linguaggio comune? Dove stai facendo la quarantena? Allora, vedete, cioè, non si può rivendicare qualità dell'amministrazione e poi quando qualcuno ti propone qualcosa, se esce dai canoni della quotidianità, pensi sempre che sia una roba sbagliata. Io capisco che i cambiamenti sono sempre un problema, però guardate che queste scelte che abbiamo fatto oggi ci permettono di dire, insomma, che un po' di argine lo abbiamo fatto tutta questa vicenda. Detto questo, vi dico che quindi sta settimana dobbiamo continuare a rispettare le regole. Ringrazio tutti per il grande sacrificio che stanno facendo. Ringrazio, non mi stancherò mai di ringraziare i ragazzi, e voi li dovete valorizzare, dovete fare servizi sui giovani del Veneto che restano in casa. Non li vedete in giro per la strada, vi siete accorti che vedete anziani, ma ragazzi non ne vedete. E ci sono, ne nascono ancora un centinaio al giorno, fra l'altro. Ci sono, solo che sono assolutamente parte di questa partita. È diventata quasi una gara, no?
lavoriamo tutti assieme, c'è questo network di giovani, questa comunità che è silente ma non assente, è silente cioè non fa rumore ma non è assente, che sta veramente lottando assieme a noi. E i ragazzi gli dovete dare questo riconoscimento. Ancora non ho visto grandi lavori da parte vostra, ne dovete fare di più. Avete fatto un gran lavoro di assistenza, però sui giovani io veramente vi prego di fare qualcosa di più approfondito, perché aver 15, 16, 17, 20 anni, 21, 22, essere chiusi in casa ormai da un mese, cioè già ti dà fastidio se ci stai con la febbre una settimana, pensate a starci un mese in perfetta forma fisica, vedere fuori le piante che fanno le foglie, il sole 23 gradi ieri c'erano, e sentire gli uccelli che segnano la primavera, insomma, che la primavera è sbocciata, cioè i ragazzi per me fanno un sacrificio che è encomiabile, punto, non aggiungo altro. Volevo aggiungere 2 considerazioni. Tanto continuare a ringraziare, e ce l'abbiamo già, ringraziare i donatori, stanno crescendo, io posso dirvi che stiamo andando attualmente verso i 30 milioni di euro. Sì, posso dire, mi prendo la briga di dire che c'è un grosso donatore, però ancora non l'ha fatta la donazione, ma vi dico io che si va verso i 30 milioni di euro, quindi facciamo un bel salto in avanti. Sì, quello da 7 milioni, bravo. E poi volevo anche ricordarvi qualche altro donatore. Come sapete ogni giorno vi leggo qualche nome: 70.000 euro Tosina Andrea, 70.000 euro UBS fiduciaria, 70.000 euro Unione Sindacale della Regionale CISL del Veneto, 68.000 euro numero 8 SRL, 66.000 euro Progeco, 50.000 euro Canarbino, 50.000 euro 5 Stelle del Veneto, 50.000 euro la marca Vigni Spumanti, 50.000 euro Prealpi San Biagio di Callalta, 50.000 euro Cevir, 50.000 euro Lago SPA, 50.000 euro SEA Società Elettromeccanica, sono finite le lettere forse, 50.000 euro DB Group SPA, 50.000 euro Ursus SPA, 50.000 euro Ance Veneto. Mi fermo ai 50.000 euro. Ricordo sempre i main sponsor, che sono 5 milioni di euro dati da Ennio Doris, dal signor Doris, 2 milioni di euro più 1, 3 milioni da De Longhi, dalla famiglia De Longhi, poi la famiglia Zoppas 1 milione di euro, Enrico e Franco Zoppas, 500.000 euro il signor Fassa della Fassa Bortolo SRL, 500.000 euro Rino Mastrotto Group, 500.000 euro Cereal Docs e poi tutti gli altri. Quindi veramente un ringraziamento di cuore. Ultima considerazione: il 15 c'è una scadenza che a voi è sfuggita. Voi ricordate che uno dei primi giorni noi siamo venuti qui e abbiamo presentato il piano delle restrizioni delle attività sanitarie in Veneto, la chirurgia solo quella oncologica, le robe straordinarie, perché dicevamo guardate che noi avremo il problema di avere, e li abbiamo avuti, 3.500 pazienti Covid, e quindi c'era tutto il tema delle terapie intensive, delle attività, degli ospedali Covid. E quindi ci scade, quindi noi stiamo ripensando a una riscrittura di quell'ordinanza, e vi dico che io ho anche la speranza di pensare anche se ci riuscissimo quasi anche di revocarla, insomma la speranza è quella di revocarla, però non ve lo so dire perché adesso dobbiamo valutare i carichi di lavoro, gli impegni degli ospedali e quantomeno vedremo di capire quanto ridimensionabile sia. Dall'altro vi dico che ho già detto, abbiamo detto stamattina, come al solito abbiamo le 2 videoconferenze al mattino, ho detto ai direttori generali, in particolar modo al dottor Scibetta e al dottor Simoni, di farci pervenire per oggi un'idea di inizio di ripartenza di 2 ospedali principali che sono lo Schiavonia e Sant'Orso. Sono ospedali con pazienti Covid, cioè coronavirus, esistono, non è che sono delle cattedrali nel deserto, sono stati ospedali strategici e lo sono, però è pur vero che magari in un'ottica di convivenza graduale, anche perché noi sappiamo che più finisce questa emergenza, più rinizia l'attività ordinaria di questi ospedali, tornano alla vita normale.
Ovvio è che noi comunque identificheremo questi ospedali come sempre centri di riferimento perché li abbiamo allestiti, eccetera. E guardate, con tutto il rispetto che ho per tutti, cioè non è che possiamo continuare a dire che i vecchi ospedali possono diventare centri Covid, perché i vecchi ospedali non sono a norma sismicamente, non hanno l'impiantistica in grado di affrontare questo. Cioè per fare un esempio, Schiavonia piuttosto che Sant'Orso sono due ospedali che hanno un'impiantistica adeguata per avere 30-40 persone in terapia intensiva o in subintensiva. Voi dite, ma cosa vuol dire? Vuol dire che i tubi non si congelano, perché l'ossigeno passando in grandi quantità fa congelare i tubi. Il problema è che ad esempio hanno avuto in Lombardia sugli ospedali più datati. Cioè per dedicare uno di questi vecchi ospedali a diventare Covid Center bisogna investirsi talmente tanti di quei soldi che conviene rifarlo nuovo. Fidatevi, se no insomma c'è la scoperta dell'acqua calda, no? Zaia non si è accorto che all'ospedale di Pieve di Soligo e fa il Covid Center a Vittorio Veneto. Parlo della mia zona così nessuno si offende, perché qua si offende sempre tutti. Ecco, allora io dico no, cioè, sapevamo che c'eravamo a Valdobbiadene, scusate, non Pieve di Soligo, a Valdobbiadene, però sappiamo che mettere in funzione per alti livelli di cura Valdobbiadene, al di là del personale, della logistica e di tutto, c'è anche un tema strutturale. Quindi vi dico, abbiamo chiesto per oggi pomeriggio che ci dicano già le prime indicazioni e cercheremo di capire. Spero che lo si possa fare con velocità. Resta fermo che al momento attuale noi siamo in emergenza. Passo la parola alle domande e poi lascio i due assessori che hanno due comunicazioni. Allora io chiederei ai colleghi il primo giro solito, il secondo lo dedico ai quotidiani, poi facciamo l'ultimo giro. Presidente, buongiorno. Ciao. Il tema della ripartenza, tu hai accennato al discorso della ripartenza sanitaria. Come te la immagini? Anche perché pare di capire che questa settimana sarà dedicata anche sarà dedicata alla riscrittura dell'ordinanza, al dialogo con il governo per riformulare. Come ti immagini i primi passi graduali verso un allentamento delle restrizioni? Ma intanto è fondamentale dire che noi dobbiamo partire dai dati epidemiologici e dalle indicazioni del mondo della sanità. A me piacerebbe aver già riaperto, però è pur vero che se il virus e puoi mettere a repentaglio la vita dei cittadini o peggio ancora puoi avere delle ricadute sulle masse, cioè penso che il rischio debba essere assolutamente certificato da chi se ne intende. E dall'altro voglio dirvi che io immagino, ma non sto dettando delle linee guida, che avremmo sempre una fase di transizione prima di arrivare al regime con tutta questa partita, che è una fase che ci imporrà di avere sempre gli ospedali di riferimento, di non abbassare la guardia e di avere anche delle attività che gradualmente tornano alla normalità. E penso che non sia da escludere di avere ad esempio delle attenzioni particolari per alcune fasce di età, penso agli anziani, penso comunque a coloro che sono cronici, patologici, insomma persone che sono più deboli davanti al virus. Ma mi fermo qui, guardate, lo stiamo scrivendo, anzi lo sta scrivendo la dottoressa Russo con la sua squadra, ne abbiamo già parlato, cercheremo di capire, però noi non vogliamo andare da soli, nel senso che se a livello nazionale si adotta un sistema per cui si apre, noi portiamo come contributo le nostre indicazioni. Altro? Posso chiedere? Prego. Un dettaglio, tu hai accennato al versante sanitario. Sul piano, diciamo così, delle attività civili, ad esempio la tua ordinanza è intervenuta sui negozi, Sì. È immaginabile di valutare un allentamento alle Guarda, io ti dico la verità, per quanto riguarda la mia azione rispetto all'ordinanza, dobbiamo vedere come va questa settimana e alla volta di venerdì io vi dico già che quali saranno le scelte, nel senso che bisognerà vedere i dati, per questa settimana può riportarsi nell'oblio o andare verso uno svuotamento. Considerate che siamo davanti a pazienti, questo lo dovete sapere, che si fanno anche 3 settimane in terapia, quindi non sono pazienti che tu dici di giri velocemente,
Per cui è anche più problematica questa epidemia, anzi questa pandemia, per un altro motivo, che se dovessero essere tanti pazienti occuperebbero per tanto tempo il letto e quindi sarebbe veramente complicata questa storia. Cioè la Lombardia, come noi, sta ancora curando pazienti di 3 settimane fa. Se a un certo punto non si ferma l'ingresso dei pazienti, cioè tu vai in collasso. Vi ricordate quando vi dicevo stiamo arrivando allo stress test? E siamo arrivati allo stress test, perché siamo arrivati a dei giorni dove i posti si contavano su una mano. Noi poi siamo pronti a tutto, però insomma questo è quello che è accaduto. Quando si dice che bar e ristoranti saranno gli ultimi ad aprire, Non te lo so dire. Di certo quello che fa paura agli sanitari sono le aggregazioni, no? Cioè è inevitabile, cioè, se tu dici si rifaranno le sagre, nel breve immagino proprio di no, perché cioè, quello che è fonte di aggregazione è un problema. Allora, Marchiori, Presidente, buongiorno. Una domanda, ci sono arrivate alcune telefonate da parte di giardinieri in redazione che chiedono chiarimenti sulle modalità con cui possono lavorare perché le prefetture o dicono di no o tengono. Ma guarda, abbiamo visto noi una direttiva della prefettura di Verona che ha interpretato, almeno da quello che si è letto, che ha dato risposta ai florovivaisti del Veneto dicendo che si può, che l'ordinanza non ha nessun problema. Quindi anche a livelli privati? Yes. Questo è quello che c'è scritto, ma è quello che è scritto nella nostra ordinanza. Prego. Buongiorno, un commento se possibile sulla riapertura dei mercati, ad esempio a Padova, con le nuove regole oggi sono già in Piazza delle Erbe e tutto funzionava, Tu chi sei? Ah, Telenuovo, scusami. Ma guarda, noi avevamo 2 alternative: non occuparci di questa forma di aggregazione che comunque non aveva nessuna regolamentazione e sarebbe stato, come si può dire, da irresponsabili, perché voi tutti ci avete segnalato i problemi e giustamente ci sono dei problemi. Se è pur vero che nel supermercato ti incolonni, ti metti la mascherina, c'hai comunque i guanti e entri uno alla volta, tutte le storie che sapete meglio di me. Io peraltro vado in un supermercato dove ci sono i guanti all'ingresso di lattice ed è un supermercato di una grossa catena del Veneto, per cui immagino che ce ne siano anche in tutti gli altri supermercati. No, perché qualcuno mi ha detto no, perché Zai vuole i guanti ma non ci sono i guanti. Poi io ho visto nel mio supermercato, c'è lì la scatola e prendi i guanti di lattice, non neanche usa e getta. Sì, usa e getta ma sono quelli di lattice. No, dicevo, l'altra opzione era quella di chiudere, scelta peraltro che hanno fatto anche dei sindaci, penso Verona. La terza via, che sembra quella che premia, è quella di cercare una forma di equilibrio, perché poi il mercato dell'agroalimentare a cielo aperto, cioè formaggi, salumi, carni e frutta e verdura, è un mercato che è molto eterogeneo. Si va da quello del Piazza delle Erbe di Padova a quello di Segusino. Segusino non c'è altra forma di approvvigionamento, per dire, faccio un esempio, nessuno mi telefoni e dire questo è tutto così. A Padova magari ci sono più opportunità. Allora abbiamo deciso di stabilire delle regole che sono minimali, cioè l'abbiamo immaginato come un supermercato, quindi deve essere perimetrato e ripeto, basta una cordella. Avete visto le cordelle che si usano sui quartieri, quelle di nylon, quelle bianche e rosse? Basta anche una roba così. Un ingresso e un'uscita. Un ingresso e un'uscita vuol dire che la cordella la tagli e ci puoi mettere anche 2 sedie, la leghi su 2 sedie e fai un varco di 1,5 metri, 2 metri, stessa roba, metti altri 2 sedie dall'altra parte. No, lo dico per qualcuno la vagheggia che sembra che bisogna fare i muri di cemento armato. Ci metti la vigilanza, abbiamo previsto, quindi o polizia municipale, o volontariato, o protezione civile, qualcuno che sta lì e dice signora un attimo, o signore un attimo, e tutti devono avere mascherina, guanti, tutti, a iniziare dai venditori, oppure per quanto riguarda i cittadini, se non hanno la mascherina, occultare il naso e la bocca, cioè coprire il naso e la bocca con qualcosa, un foulard o qualcosa.
mi hanno scritto che il foulard, ma sei di lana, fa caldo, cioè, voi capite, cioè, se io ti dico guarda lì c'è fuoco, non andarci perché ti bruci, non mi devi cominciare a dire a quanti metri, a quanti centimetri posso arrivare, ma scotta tanto, buttati. Cioè, se io lo dico per il tuo bene, se proprio ci vuoi andare, buttati. Cioè, questo non è un gioco, e non è neanche come se un esercizio di dittatura o di sadismo, è semplicemente dare indicazioni ai cittadini per tenerli in buona salute, punto. Se poi uno non si fida, facciano quello che vogliono, però non ho visto grosse lamentele oggettive. Ivana Goldnik, Rai TV. Sì, no, sono tamponi, quelli che si fanno in casa, che cercano di sopperire al fatto che ormai sui mercati non è che li trovi con facilità i tamponi. Anche qui state attenti, perché se trovate qualcuno che dice io ce li trovo dove voglio, bisogna capire se sono attivati o inattivati. Quelli come si può dire, cool, no? Quelli che vanno per la sono gli inattivati, cioè che prevedono minor lavorazione poi, perché se tu hai quello semplice tampone hai tutto un problema di lavorazione che ti porta via un sacco di tempo e quindi non puoi più processare migliaia di tamponi come prima. Per tanti dicono ma io ho trovato i tamponi, sì, dipende quali. Ma quelli di medimento sono appunto per migliorare quello di più processo. Sentite il dottor Rigoli, insomma, di Treviso se avete bisogno. Prego. Presidente, buongiorno. Io ho una curiosità. Abbiamo assistito, stiamo vivendo comunque una chiamata alle armi da parte di tutti i medici. Successivamente, in un futuro che mi auguro sia insomma il più breve possibile, faranno sempre parte della regione, faranno sempre parte del sistema. Come lo vede? Ma compatibilmente con le leggi sì, voi sapete che io sono quello che ha proposto il richiamo in servizio che poi è diventato norma di medici in pensione, o meglio è diventata norma la possibilità di optare a 65 anni di non andare in pensione. Adesso è stata autorizzata anche l'assunzione a tempi determinati dei medici in pensione che magari sono assolutamente dei grandi professionisti che se ne sono usciti a 65 anni dagli ospedali, e ne conosciamo tutti di chirurghi, di grandi medici, eccetera. Per cui c'è una dotazione di personale che assolutamente noi vorremmo ottenere. Sul fronte dei medici a noi non bastano mai, che sia chiaro. E non voglio sentir dire da nessuno che la regione non li ha assunti. Non ci sono. Fra l'altro noi ne abbiamo assunti 500 e siamo stati i primi in Italia a portare avanti l'idea di assumere i medici laureati senza la specialità. La specialità ci vuole, ma noi abbiamo assunto anche quelli. Prego. Quando ormai dopo Pasqua e Pasquetta, paradossalmente sono più controllabili anche socialmente le città delle campagne. In campagna magari tra parenti si sta già pensando al pranzo di Pasqua o di Pasquetta. Si può dire qualcosa, può dire loro qualcosa? Che è zero? Mi sembra logico. Io sono qua a Pasqua anche a Pasquetta con gli assessori. Penso che più di dare buon esempio così, cosa volete che vi dica? L'ordinanza vieta ogni forma di aggregazione, pubblica o privata. Se volete rispettare la legge, o meglio ancora, fare un lavoro di squadra per salvare la vita ai veneti, bisogna stare isolati. Sentite, possiamo, anzi, fisserò io un giorno, farò una proposta di fissare un giorno di Pasqua e Pasquetta un po' più avanti e lo celebreremo tutti, facciamo così. Insomma, facciamo indifferita, propongo la Pasqua e la Pasquetta indifferita come festeggiamento, attenzione, non come rito religioso, sto parlando come pranzi e scampagnate, che dopo non venga fuori a casini. Anche come rito religioso? No, guarda, cioè, questo se lo scrivi ti taglio un dito, così non riesce più a scrivere, basta uno. Andrei con i colleghi, poi facciamo l'ultimo giro. Domenico Basso, qual è la cifra di contagi e terapie intensive che venerdì la porterebbe eventualmente a far rientrare le ordinanze? Ma sai, non è un problema di contagio e terapia intensiva, dobbiamo vedere il trend generale sentendo i clinici. E questo è fondamentale. Capisco la domanda, ma per noi non basta. Intanto i numeri di contagi, guardate, io lo dico sempre anche. C'è un Larsen qui. Perché va spento quello. Devi spegnere quello. Tu, Carlo. Ecco, grazie. E lo dico anche,
l'ho detto anche al Ministro, finiamola col pubblicare, ma lo dico anche a voi ragazzi se ci date una mano, tabelle con il numero dei contagiati a livello mondiale. Ma secondo voi, vi faccio un esempio, noi che andiamo a cercare i contagiati ne abbiamo di più, giusto, no? Pensate, Veneto ha fatto 150.000 tamponi, cosa volete che troviamo? Funghi? Troviamo contagiati? E poi tu vedi la cartina del mondo, il Brasile 6.000, cioè uno dice, se il virus ce l'hai fa un casino, se non ce l'hai non fa niente. Come fai ad averne solo 6.000? C'è impossibile. La Gran Bretagna è la dimostrazione palese di cosa succede quando tu non controlli niente, non tamponi niente, non isoli nessuno, e devo dire che va tutta la mia solidarietà. Io sono per il rientro di tutti i nostri cittadini veneti all'estero. Se tornano a casa io sono felice, che sia chiaro. Io non condivido la linea che si sta dando che tutti stiano via. No, io sono perché si dia la possibilità ai nostri cittadini di rientrare. Guardate che a me chiama gente piangendo dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, non vi ho detto 2 paesi a caso, ci chiamano piangendo che hanno paura di ammalarsi lì, perché lì è finita. Cioè, hanno altre modalità, altri sistemi sanitari. Noi abbiamo ragazzi che si sono chiusi letteralmente in casa a Londra e sono chiusi ormai e fra l'altro ieri mi dicevano che a Londra e in Gran Bretagna avevano messo in piedi un bel sistema di consegna a domicilio del cibo, della spesa, e adesso non funziona più neanche quello perché sono intasati, per cui adesso sono terrorizzati i nostri ragazzi, soprattutto studenti all'estero, che devono scafandrarsi per bene per riuscire ad andare a fare una spesa in fretta e furia. A tutti consiglio sempre di fare una gran scorta di scatolame. Non ce non puoi farci niente, cioè, il problema è quello dei voli. Ma Farnesina no, perché fondamentalmente ti dicono ma la fin fine non è un cittadino in pericolo in zona di guerra o quant'altro, e ti rispondono a Londra, cioè, o a New York, è una delle comunità più occidentali che ci sia, cioè insomma più evolute che ci siano. E la verità è che tutti vogliono tornare a casa. Quindi vorrei sentire anche in futuro da voi magari qualche bella riflessione sulla fuga, no? Io non sono mai stato dell'idea, non faccio parte della categoria di quelli che pensano che qui restano gli sfigati. Qui resta anche gente che ha voglia di combattere e che si fa strada, perché questo paese cresce solo se c'è voglia di combattere. Poi io non biasimo nessuno, perché per me l'esperienza internazionale è doverosa per i ragazzi, però insomma farne poi una narrazione romantica è un'altra roba. Ma Giacomo del giornale di Vicenza introduce un argomento su cui ci saranno anche altre domande, aggiornamenti sulla sperimentazione dei farmaci che si stanno effettuando nei vari ospedali veneti e quindi le cure a domicilio dei Covid sintomatici. Guardate, sta andando bene. Ci sono dei farmaci che stanno rispondendo bene, tra i quali posso ricordare quello dell'artrite reumatoide, il Tucilumab, non so quello che si chiama, ha un nome, nessuno lo sa, ma magari se lo guardiamo, però vedete se te lo trovi, quello che sei. Ne abbiamo 6 in sperimentazione, stiamo attendendo, voi sapete che è stato approvato il protocollo AIFA per l'Aviga, il farmaco giapponese. La Fuji adesso dovrebbe dare il farmaco e se arriva il farmaco noi siamo pronti a sperimentare, a fare la fase sperimentale. Non dobbiamo creare illusioni, per il tema della idrossicloridina a domicilio si va avanti, nel senso che la somministrazione preventiva a domicilio che sembra diminuisca gli effetti, i sintomi si chiama tocilizumab. No, evito commenti su chi ha messo sto nome. No, non sta bloccando niente, nel senso che il protocollo è stato approvato la scorsa settimana. Immagino avranno dei contatti con i giapponesi per far arrivare il farmaco. Il farmaco non c'è sul mercato. Altro ragazzi? Angela Pederiva, domanda prima, svolgimento dei test sierologici sui dipendenti del sistema sanitario. Posso annunciare che è iniziato, nel senso che il professor Plebani e immagino anche il professor Lippi, ho sentito Plebani anche stamattina, pronti via, punto. È cominciato? Sì.
La dottoressa Russo... L'esperienza del test serologico, noi siamo stati i primi a parlarne, Università di Padova, Università di Verona, professor Plebani, professor Lippi, è realtà. Anzi, potrei anche dire che era realtà, nel senso che è iniziata. Vale la gerarchia per operatori sanitari, case di riposo, medici? No, attenzione, questa è una prova sierologica che si fa su un campione rappresentativo, che saranno 2-3 mila casi, sia in infettive piuttosto che in dipendenti, per cominciare a validare il fatto che ci siano gli anticorpi, diciamo, neutralizzanti. Qualcuno dice che è tutta da dimostrare, giustamente qualche altro scienziato dice: scusa, se è tutta da dimostrare, il vaccino come si fa a costruire? Il vaccino si costruisce con la stessa metodologia, trovi la risposta anticorpale e capisci che quella è la strada, cioè spremi il campanello di casa e uno ti apre la porta. È inutile che dici: ma se suoni il campanello non ti apro la porta. Però vediamo. Seconda domanda della Ederiva, ce ne sono 3. La dottoressa Russo sul Corriere della Sera di oggi annuncia che proporrà lei una sperimentazione di riapertura su 500-600 lavoratori autorizzati. Come funzionerà? È probabile che questa sia assolutamente una delle vie, però c'è anche da dire che attendiamo le decisioni nazionali, perché ricordo che l'apertura delle aziende non compete a noi. Noi possiamo dire: se ci dite che si può aprire, noi abbiamo già un'idea di come aprire, e anche magari qualche azienda in maniera molto sperimentale per analizzare anche altri aspetti. Ci sono molti imprenditori che si sono anche proposti di essere cavia nella riapertura. Ultima domanda: secondo i sindacati 14.000 imprese chiedono di riaprire, troppa fretta? Ma guardate, non è a venerdì e sappiamo come è andata la settimana e capiremo anche quale sarà il trend nazionale, perché immagino che la Lombardia abbia le sue osservazioni da fare, l'Emilia Romagna anche e noi anche, cioè cercheremo di capire. 14.000 è un numero che fa impressione, ma abbiamo 600.000 imprese in Veneto, cioè 600.000 partite IVA, scusate. Nicolussi Moro, Corriere del Veneto, la carenza di tamponi sul mercato vi ha costretto a sostituirli con i test rapidi? No, guardate, allora diciamo è stato uno stimolo. Adesso sui tamponi abbiamo cercato tutti questi giorni di organizzarci. Il test rapido, anche qui tanto dibattito sul test rapido, addirittura sono arrivate anche circolari, no? Però la verità è che i nostri clinici dicono che il test rapido dà falsi negativi, vuol dire che se uno è negativo potrebbe essere positivo, questo vuol dire falso negativo, e dà certi positivi, cioè se uno è positivo al test rapido è positivo. Il dottor Rigoli e la dottoressa Russo hanno portato, che poi va in comitato scientifico e va validato, forse lo è già anche stato, un progetto per lo screening di grosse masse utilizzando sia i tamponi che i test rapidi, con un'integrazione, cioè leggendo il progetto si capisce perché è un'integrazione, perché poi c'è la controlettura, ma un discorso è fare una roba a tappeto col tampone, un discorso è avere qualcuno che prima ti spiana un po' la strada e poi arrivi tu col tampone, il qualcuno sarebbe il kit rapido, arrivi tu col tampone e quindi hai anche un risparmio rispetto nell'economia delle attività. Ovvio che il tampone resta sempre la ricerca dell'RNA molecolare, resta sempre ovviamente la via super certificata e chiara, fermo restando che gli esperti, siccome ormai qua bisogna sempre parlare chiaro, dicono che dipende chi lo fa il tampone, perché se i tamponi non sono fatti in maniera profonda in gola, che addirittura da stimolare il vomito e nelle narici eccetera, anche il tampone non serve a nulla, perché se uno ti pulisce la lingua col tampone, il tampone non serve a niente. Sì, c'è la certezza, non c'è mai su nulla, avete capito sto mondo. Infatti, la somministrazione a casa dei farmaci, mi scuserà la collega, ma abbiamo già risposto. Mi spiega meglio il piano per Schiavoni e Sant'Orso? No, non c'è un piano, nel senso che oggi cercheremo di capire già dai direttori come si potrebbe iniziare a ipotizzare, se tutto va bene, già
con un allentamento e a ricaricare le attività ordinarie. Considerate che noi il 15 comunque ci scade il provvedimento che ho firmato per la riduzione delle attività ospedaliere, per cui andrebbe anche a concatenare tutto questo ragionamento. Chi sta testando i tamponi in Veneto e dove? Ma c'è Rigoli che sta seguendo questo, il dottor Rigoli, sentitelo a Treviso, vi dice tutto quello che volete. Bastianello Lagi fa domanda per la Reuters, il punto sui test serologici mi pare che abbiamo già risposto abbondantemente, se ci sono novità su tempistiche, platea, modalità sia per i test che per la successiva patente per i lavoratori, oggi si batte molto su. No, nel senso che noi stiamo procedendo. Dal MAS dice purtroppo molto più traffico stamane sulle strade. Sì, ha ragione. Le strade delle fabbriche. L'apertura dipende dal silenzio assenso delle prefetture. La regione non c'entra, ma un suo appello potrebbe essere importante. Cosa volete che diciamo? C'è un vulnus, l'avevamo detto dal primo giorno, hanno delegato le prefetture a fare sta roba. Vuol dire che chi non ha il codice giusto per restare aperto chiede alla prefettura di restare aperto, ve la banalizzo. La prefettura se non risponde c'è il silenzio assenso e quindi molti aprono con questa modalità. Valasi, Gente Veneta, siamo gli ultimi due colleghi, una persona con febbre alta e tosse ha chiamato il numero verde per il tampone, non gliel'hanno fatto, ma come prima domanda gli ha chiesto se aveva fatto viaggi all'estero. Quali sono i criteri aggiornati oggi per avere un tampone? Dopo un mese di chiusura i viaggi all'estero forse non dovrebbero più rientrare tra i criteri. No, scusi, il criterio principale è quello di chiamare il medico di base. Con tutto il rispetto per il numero verde, ma c'è un medico di base col quale abbiamo un'ottima collaborazione con i medici di base che conoscono il loro paziente e che dopodiché se il paziente chiede di voler fare un tampone perché ha dei sintomi, il medico di base, fra l'altro nel piano di sanità pubblica è previsto che entro 5 giorni si faccia un tampone per il sintomatico o un kit rapido e quindi comunque è già previsto, ma direi che è fondamentale il riferimento al medico di base. E l'ultima domanda di Minazzi, il primo punto mi pare che abbiamo già parzialmente risposto sui tamponi, a che punto siamo verso l'obiettivo dei 20.000, mi pare che abbiamo già detto, sugli agenti in house l'ho detto. Abbiamo detto, sui test serologici cosa si risponde al dottor Favarato che sul Corriere del Veneto di ieri dice che non è ancora sicuro che gli anticorpi garantiscano la protezione per sempre di chi li ha rifiutati. Resta sempre valida in questa luce il patentino che consente di tornare al lavoro, io avrei chiuso. No, chi è il dottor Favarato? Mario ha fatto una domanda che non dovevo fare, ma io non lo conosco. Nel senso che non l'ho detta come battuta, rispondo comunque, ma non lo conosco. Dico che il mondo della scienza non si smentisce mai, c'è chi è a favore e chi contro. L'abbiamo capito su tutto, no? Discuteremo anche sul lago della siringa tra un po'. Marchioni di nuovo per l'ultimo giro in sala. Sì, poi devo andare ragazzi. Presidente, mi scusi, a proposito di troppi movimenti, ci sono alcuni sindaci che proprio nel fine settimana ne hanno visti tanti, ad esempio il sindaco di Caorle che ha detto che parte una squadra speciale di controlli, poi utilizzerà il drone perché ha visto troppe persone fuori, così alcuni sindaci dei Colli Euganei, perché nel fine settimana con belle giornate la gente evidentemente ha pensato di andare oltre i 200 metri. Cioè, di Aristotele dicevano ipse dixit, no? Lui l'ha detto, ipse dixit, Zaia l'ha detto, non mi paragono ad Aristotele, ma dico, vogliono andare a farsi male, continuino così, ma voi vi rendete conto che ieri, ma non bisogna generalizzare, i veneti sono stati bravi, ieri il soccorso alpino è andato a recuperare un cittadino che si è incrodato, sapete cosa vuol dire incrodato? Con l'elicottero. Vi ricordo che un elicottero costa 92 euro al minuto, ma non a noi, a chi viene recuperato, perché da quando ci siamo noi facciamo pagare il servizio. Ma la domanda è, ma come hai fatto a incrodarti se non potevi uscire di casa? Che vuoi anche sfiga, Cioè. Il problema è che poi arrivano quelle persone che stanno in casa, che si arrabbiano e si sfogano. Hanno ragione, ma noi riceviamo molte segnalazioni, ho ricevuto anche un sacco di foto, se volete minimali, di qualcuno che passeggia o quant'altro. Minimali non è, vuol dire che
è minimale, ma non erano masse, no? Diciamolo, c'è una categoria che non sono quelle dei ragazzi, per questo vi ho detto di valorizzare i ragazzi, che è convinta che sia un problema che non è un problema. O peggio ancora, sono talmente cinici che lo vanno a relegare come il problema dei vecchi, che è ancora più vergognoso. Che ancora, guardate, Johnson non ha 80 anni, non ha 90 anni, penso che ne abbia anche, quanto ne avrà? 53, avrà la mia età o qualcosa, qualche anno in più. Questa è la storia, è in terapia intensiva. Se volete vi riporto anche casi, senza dirvi i nomi, di ragazzi in terapia intensiva. Dopo dicono, ma non pensavo, sì, non pensavo, lo direi in terapia intensiva allora. Ecco, a proposito di movimenti, mi arriva adesso una cosa da Venezia. A Venezia ci sono i litigi, per la particolare conformazione della città, insomma, litigi continui tra i runner che fanno la corsetta sotto casa e i passanti. I passanti, cioè i residenti, perché i turisti non ce ne sono più, si arrabbiano con loro dicendo tu non puoi correre per le calli perché finisci con entrare in contatto con noi. È una situazione particolare, insomma, però. Ma come vi ho detto l'altro giorno, cioè, noi italiani siamo strani, no? Cioè, ve l'ho detto ieri, cioè, vogliamo che tutto sia codificato e tutto normato. Gli inglesi fanno una legge e ci scrivono i principi fondamentali, da noi bisogna scriverci anche la temperatura corporea per applicarla, cioè, siamo troppo fuori di testa, cioè ci vuole buon senso a un certo punto, no? Cosa volete che faccia una circolare per dire che non si corre a Venezia e si corre nei 200 metri nei paesi, cioè, a parte il fatto che correre nel raggio di 200 metri, sì, per carità Venezia ha le calli, quindi riesci a organizzarti, c'è anche un'applicazione, i 200 metri, per cui vi suona ogni volta che arrivate ai confini, ma sono gli altri che potevano fare ste robe. Se non ci sono altre domande... Sì, c'era Antonella. Scusa. Sì. Guarda, peraltro aggiungo anche una cosa, questa mattina ne abbiamo discusso in videoconferenza. Verranno disallestiti solo quelli che tecnicamente sono ingombranti. Non so, noi stiamo utilizzando, ecco, vi dico una roba, no? Perché la gente, io vedo c'è discussioni che dico, ma dove vegli fuori a questi? Cioè, noi abbiamo dovuto allestire le terapie intensive nelle sale operatorie, cioè dove prima operavano, oggi ci sono i letti agganciati perché abbiamo approfittato dei respiratori del tavolo operatorio e in più ne abbiamo portati altri in maniera tale da fare una sala, quindi quelli dobbiamo sgomberare tutti perché non possiamo fare una camerata su una sala operatoria. Ce ne sono altri dove abbiamo le stroke unit, dove lavorano tanto con le barelle eccetera, che non possiamo lasciargli i letti di terapia intensiva, ma tutto quello che possiamo lasciare pronto all'uso, che sia coronavirus futuro o che sia utilizzo ospedaliero, lo lasciamo. Considerate che noi abbiamo ormai, io penso verosimilmente, più di 1 migliaio di macchine installate in giro per il Veneto. Per voi dovete pensare che dietro ogni terapia intensiva c'è il respiratore, 2 infusori, il dehumidificatore, il monitor e poi ci sono le subintensive con i caschi, insomma ce n'è di roba. Non a caso abbiamo speso quasi 100 milioni di euro. Allora, se basta vado via. Io andrei via il Presidente e direi a Bottacin, l'assessore. Facciamo prima l'assessore. L'assessore Naftalini, sì, così finiamo con la sanità e poi l'assessore. La sanità, poi parliamo di altre cose. Grazie, buongiorno. Grazie. Assessore, prego. Sì, allora io vi do aggiornamento, ci eravamo ripromessi di dare l'aggiornamento rispetto alle verifiche SPISA, no? Visto che anche ieri si è parlato anche del ritorno di alcune attività produttive. Allora, fino ad oggi sono state fatte 3.764 verifiche, sono state controllate quindi 3.764 aziende per un totale di circa 194.450 lavoratori, quindi un numero molto importante. Sono circa 243 aziende al giorno per 5.300 lavoratori circa in tutte le aziende sanitarie. Le aziende sono le aziende divise per vari settori, da quello metalmeccanico, alla grande distribuzione, alle confezioni alimentari, alla ferramenta, al trattamento dei rifiuti, insomma chimica, insomma, quindi molto distribuite anche come categorie.
e questo quindi per quanto riguarda i controlli spesa che continuano ad andare avanti, quindi questo è il resoconto rispetto all'attività che è stata fatta finora con un focus anche giornaliero, però continuano ad andare avanti proprio per verificare che ci siano le condizioni all'interno degli stabilimenti produttivi. Tutti i vigili vere? Sì, sono finora insomma quelli che sono stati verificati hanno dato tutti un esito insomma buono, discreto, quindi insomma sono state rispettate le di distanziamento e anche le altre misure di sicurezza. Chiusure non ce ne sono state? No, non mi risulta che ci siano state nessuna chiusura, probabilmente ci sono state delle osservazioni che sono state poste alle aziende, ai titolari, ma nessun tipo di chiusura. E questo non ho il dato, cioè nel senso che questo qui era appunto dopo il DPCM che aveva comunque previsto una determinata categoria di attività aperte, quindi insomma non ho il dato complessivo, eventualmente proviamo a verificarlo, quindi vediamo anche questo dato. No, volevo solo aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto il Presidente sulla terapia farmacologica. Perché voi sapete che la settimana scorsa è stato varato il piano di salute pubblica, quello appunto che prevede l'assistenza delle persone che sono a casa a domicilio, dei sintomatici, con l'avallo dei medici di medicina generale, dove insomma è stato trovato anche la collaborazione con loro, e quindi anche loro oggi fanno le 2 telefonate giornaliere, quelle lì previste appunto per il controllo delle persone che sono a casa, ed è iniziato anche perché c'è stato un protocollo che è stato varato dal Comitato Scientifico Veneto, la somministrazione a casa dei farmaci, quello per gli antimalarici, la clorochina agli antimalarici. Da oggi abbiamo anche, sono entrate in funzione da ieri le USCA, che sono le unità speciali che sono state costituite tramite il decreto tramite il DPCM del governo, che vanno ad affiancare quindi e a sostenere i medici di medicina generale nel controllo quindi anche a domicilio e anche nella somministrazione dei farmaci. E abbiamo inserito anche le USCA per la somministrazione dei farmaci accanto ai team che oggi ogni azienda sanitaria ha costituito per la verifica all'interno delle case di riposo, perché anche in questo caso iniziamo con la somministrazione di questi farmaci alle persone positive che ci sono all'interno delle case di riposo e che possono sostenere una cura farmacologica di questo tipo. Da ieri deve essere iniziata, le USCA hanno iniziato da ieri a essere operative. Bene, se non ci sono domande, Assessore Bottacin, prego. Una premessa, ovviamente vi daremo sia il report dello SPISA sia quello di cui parlerà adesso Bottacin. Solo un aggiornamento sulla distribuzione delle mascherine ai cittadini. Noi abbiamo inviato con la spedizione di ieri in totale 8.342.000 mascherine, quindi abbiamo distribuito ai comuni una quantità di mascherine che copre il 168% della popolazione, quindi c'è più di una mascherina e mezza per abitante. Ieri noi facciamo frequentemente anche le videoconferenze con le province e con l'ANCI, e abbiamo ribadito quella che era l'indicazione che avevo dato all'inizio, e cioè di cercare di essere il più capillare possibile, nel senso che noi le spediamo quasi quotidianamente i quantitativi che ci arrivano ai comuni, poi i comuni organizzano la distribuzione. Lo dico perché qualche cittadino mi segnala il fatto che in moltissimi comuni le mascherine arrivano a casa, vengono consegnate direttamente, in qualche comune, per la verità la minoranza, ciò non accade, quindi magari qualche persona anziana dice: a me non è arrivata, e mi dicono, ho chiamato in comune e mi dicono che li consegnano sulle farmacie e nei negozi, però io ho difficoltà a raggiungerli, quindi se mi portassero la mascherina sarei più contento. Segnalo che all'inizio, quando nelle prime distribuzioni le mascherine non garantivano la copertura totale neanche del 100% dei cittadini, moltissimi sindaci hanno ritenuto di dare la priorità proprio alle fasce più deboli, quindi le persone anziane, disabili, eccetera. Tanto loro il dato ce l'hanno, i servizi sociali del comune ce l'ha, e quindi lo fanno. In parallelo noi inviamo
alle province anche mascherine che sono destinate ai dipendenti comunali, ai dipendenti delle province e ai dipendenti delle società partecipate pubbliche, quindi comuni, province di vario tipo. E inoltre distribuiamo mascherine alle prefetture che sono destinate alle forze dell'ordine, ai tribunali, insomma alle strutture statali che hanno come riferimento appunto le prefetture. Questa mattina in comitato operativo, relativamente alla questione mascherine, abbiamo ribadito la necessità di spiegare meglio che cosa sono questi dispositivi realizzati secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma bis del famoso decreto 18. Perché con l'obbligo che viene imposto di scrivere non è un dispositivo di protezione individuale, non è un presidio medico chirurgico, molti cittadini si pongono la domanda e dicono: ma allora non servono a nulla. Non è così, perché il dispositivo medico chirurgico è definito da una normativa specifica che prevede alcune cose. Non entro nel dettaglio tecnico. Stessa cosa per il dispositivo di protezione individuale, che è una cosa che è contenuta nel decreto 81 del 2008, la legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, che si rifà a una normativa del 92, e ripeto, non voglio entrare nel tecnico, però si chiamano dispositivi di protezione individuale perché la legge li chiama dispositivi di protezione individuale ed hanno determinate caratteristiche. Ciò non vuol dire che altri dispositivi siano comunque protettivi e siano comunque filtranti. Tanto è vero che molte aziende che stanno vendendo o producendo queste mascherine qua, al di là di Grafica Veneta, e che devono scrivere questa dicitura, hanno avviato la certificazione perché possano chiamarsi formalmente dispositivi di protezione individuale, hanno tutti i requisiti, ma non hanno ancora la validazione. E quindi abbiamo chiesto per l'ennesima volta al Ministero della Sanità se è possibile spiegare questa cosa o, al di là di queste due scritte, consentire una dicitura che comunque sono dispositivi protettivi, oppure di non obbligare a scrivere queste due diciture, perché sennò il cittadino fa confusione, e questa è la parte che mi preoccupa di più, e qualche cialtrone invece fa polemica. Questa è la parte che mi interessa un po' meno. Se non avete domande. Rosato sì. Strano. Riceviamo mail e chiamate da piccoli fabbricanti di mascherine che, come dicevi tu, le mettono in commercio magari online come prodotti non medicali, ma ritengono che avrebbero le caratteristiche proprio di mascherine mediche. Dicono: come facciamo? Dateci un punto di riferimento. Sappiamo che l'avete chiesto anche voi più volte al Ministero della Salute di istituire, non lo so, un sito, un punto di riferimento anche digitale per ottenere una validazione medica, perché non sanno come fare. No, noi L'Università di Padova e Confindustria che stanno facendo, come sai bene, la validazione tecnica, ma non riescono ad avere un canale. No, l'Università di Padova l'abbiamo attivata noi, io personalmente, con il professor Maschio, con il quale collaboro da anni, e lo ringrazio, così come ringrazio tutta l'Università di Padova per aver messo a disposizione i laboratori. E questo per processare nel più breve tempo possibile e quindi garantire i test che sono necessari poi per avere la validazione. Il problema poi è che quando arrivi all'INAIL poi si blocca tutto, ed è uno dei temi che discutiamo quotidianamente in comitato operativo, dove si incontrano appunto tutte le regioni ed è presieduto da Angelo Borrelli, vi partecipa anche il commissario Arcuri, e ci è stato garantito dal Ministero della Salute questa mattina che ci sarà una velocizzazione di questo iter di validazione. Noi ce l'auguriamo. Comunque, per chi avesse un'azienda e fosse in difficoltà nell'organizzare i test, l'Università di Padova è a disposizione, e abbiamo il link, tutti i vari link con le tipologie e le casistiche che si possono trovare nel sito della Regione o anche nel sito di ARPAV. E Filippo mi dà un spunto, semmai oggi facciamo un comunicato ricordando questa cosa.
assolutamente. Ok, diamo tutti i link nuovamente. Noi avremo concluso. Si è appena conclusa, abbiamo visto la conferenza stampa che puntualmente si tiene alle 12:30 tutti i giorni nella sede regionale della Protezione Civile. Tra l'altro chi non fosse riuscito a seguirla integralmente verrà riproposta a breve. L'assessore Bottascin nello specifico adesso stava illustrando tutta la questione relativa alle mascherine, e di mascherine si occupa anche il prossimo servizio, perché a distribuire le mascherine che sono state portate e messe a disposizione da parte di un imprenditore trevigiano sono scesi proprio tantissimi atleti. Vediamo. Buongiorno. 47 interno 2-2. Sì, sì. Buona giornata. Sono scese in campo per solidarietà le stelle dello sport tutte insieme, al di là della disciplina e delle categorie, per distribuire le 10.000 mascherine donate da un moglianese residente a Hong Kong. Un giovane imprenditore moglianese che ama la sua città, perché per fare un gesto di questo tipo significa amare la propria città. Poi avevamo alcuni problemi con la spedizione ed è entrato in gioco un altro imprenditore moglianese che ha curato tutta la spedizione e ci ha fatto arrivare queste 10.000 mascherine. E oltre ai dispositivi, nella Domenica delle Palme, attaccanti del calcio Marocco, centrocampisti dell'Union Pro e piloni e mediani del rugby mogliano hanno portato anche diversi sorrisi, con loro anche i componenti della comunità proposta. Una vera e propria maratona di solidarietà. Questo virus, questa situazione di emergenza ci fa scoprire tanta gente che ha voglia di far del bene. Le mascherine, tutte chirurgiche, sono state consegnate agli over 65 del territorio. A Mogliano abbiamo circa 8.000 over 65, poi una parte di mascherine le abbiamo date anche alla nostra polizia locale, alla sezione dei carabinieri e poi le terremo un po' di scorta perché in questo periodo le mascherine sono fondamentali. Una mascherina e un sorriso, una pacca ideale sulla spalla per dirsi che andrà tutto bene. Ciao a tutti, sono Marco Marin, numero 10 del Rugby Mogliano. Sono Mattia Danna, ala del Rugby Mogliano. Sono Filippo Guarducci, ala del Mogliano Rugby. Andrea Pratichetti, centro del Mogliano Rugby. Moreno Fornasier, presidente del Centro Sportivo Marocco SD di Mogliano Veneto. Francesco Barbanti e gioco attaccante nel Marocco. Ciao, sono Alberto Gionco, mister dell'Union Pro e siamo qui attivi a aiutare i nostri concittadini. Sono Don Enrico e insieme ai ragazzi della comunità proposta qui di Mogliano, una dozzina stiamo facendo un piccolo servizio per la comunità. Oggi è la Domenica delle Palme e è un po' diverso dal solito perché appunto siamo qui, consegniamo mascherine un po' in giro agli anziani e quindi è una domenica un po' diversa. Ecco, questi ragazzi sono l'esempio di cui parlava anche Zaia, anche nel corso di questa conferenza stampa, l'esempio dei bravi ragazzi in gamba davvero che si impegnano, in questo caso in prima persona, per dare aiuto, portare aiuto agli anziani, in questo caso distribuire le mascherine, ragazzi insomma che rispettano la direttiva di restare a casa. E c'è invece chi davvero si fa un baffo di quanto si sta dicendo in questi giorni, di rispettare tutte le direttive, di non fare assembramenti e quant'altro, e decide di organizzare una bella grigliata nel giardino condominiale. Domenica delle Palme, una domenica soleggiata di primavera, una domenica che nella normalità della vita prima dell'emergenza coronavirus avrebbe spinto molti a preparare una grigliata tra amici. Questo deve aver mosso una dozzina di ragazzi ad organizzare una festa incuranti delle restrizioni governative anti-Covid-19, con carne alla brace e musica ad alto volume. Diverse le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine che denunciavano una festa nel condominio di via Trieste. Sul posto alcune pattuglie della sezione volanti, una squadra del reparto mobile e un equipaggio della Digos, i quali hanno appurato che effettivamente era in corso una grigliata tra 12 ragazzi. Questo avveniva nonostante le prescrizioni anti-assembramento in atto. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti e li hanno sanzionati allontanando i non residenti.
cosa da non fare assolutamente, organizzare grigliate, nonostante il tempo davvero spinga a uscire queste belle giornate di primavera, però assolutamente restiamo in casa. Io mi fermo qui, vi lascio alla replica della conferenza stampa odierna con il governatore Zaia e gli assessori Lanzarin e Bottacin, e ci vediamo più tardi.